Milano. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, gira, e chi ci fermerà? Da Pistoia a Fiorano Modenese per la 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese, 13° trofeo ceramiche artistiche, gara riservata dell'Elite d'Under 23 a carattere nazionale, organizzata dall'OCIP di Pistoia in collaborazione con il gruppo sportivo spezzano Castelvetro di Montanari Giulio. Un'occasione questa per ricordare anche il commissario tecnico Franco Ballerini, in quanto sarà valevole come primo trofeo Franco Ballerini. Siamo ospiti quest'oggi di Gallegani Piante qui a Bottegone di Pistoia per la presentazione della 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese. Da Pistoia a Fiorano Modenese per questa classica che si rinnova dopo un cambio di percorso lo scorso anno, che l'ha resa più accessibile, più abbordabile, e ne ha sancito un cambio di passo in quanto sono aumentati gli iscritti. È diventata una vera e propria classica che unisce due regioni che ciclisticamente sono il fulcro del centro Italia. Siamo con Romano Giannoni, presidente dell'OCIP, società organizzatrice della 13ª Pistoia Fiorano Modenese. Una bella classica e che vedrà al via tanti ragazzi. Sì, appunto quest'anno già, a differenza degli altri anni, già dall'anno scorso con la prima volta che ho cambiato percorso ho visto già la differenza, perché sono partito con 30 corridori in più degli altri precedenti. Quest'anno addirittura ho già 147 iscritti, ho 5 squadre extraregionali, non le avevo mai avute 5 squadre extraregionali, e toscani quasi tutti migliori, pertanto mi è dispiaciuto un po' cambiare percorso, perché era nata sul tradizionale percorso di Coppi del 1940 eccetera eccetera, però purtroppo oggigiorno è cambiato il ciclismo, è cambiato gli uomini, è cambiato tutto, e mi dispiaceva a me, sia non solo per la partenza qui, ma per gli sponsor di Fiorano, la Lea Ceramiche, che veramente ci tengono al ciclismo, arrivare lassù con 15 corridori. E poi non si faceva bella figura anche per la strada, veramente si trova un servizio come fanno al Giro d'Italia, specialmente la provincia dell'Emilia, di Bologna e di Modena, è una cosa, c'è un servizio per le strade ottimo, e mi dispiaceva passare con 15 corridori, è una cosa anche, si mancava di rispetto per quella gente che si ferma per le strade a aspettare e che devono aspettare. Poi qui quest'anno ho trovato la ditta Gallegani Piante, che sono grandi appassionati di ciclismo, ho cercato di fare il possibile per contentare anche loro, perché se lo meritano, e si è fatta anche questa presentazione qui nell'ambiente suo del vivaismo, e loro dubitavano, dicevano: ma cosa sarà fare la presentazione lì? Io, conoscendo loro, che sono veramente gente che quando si prendono impegno lo fanno, e dici no, va bene, lì, meglio lì che in una sala magari di una provincia o di un comune, e come il quale tra visto qui è venuto tutto bene. Mercoledì mattina si parte di qui e si va a Fiorano. Si va a Fiorano con tanti ragazzi, come dicevamo, il colpo d'occhio sarà di quelli importanti, salire su per la collina con, si spera, un numero di circa 150 ragazzi, saranno sicuramente delle belle immagini da seguire. È un bel gruppo, 150 corridori è un bel gruppo, oltre a tutto il seguito che c'è, quindi io ho piacere non quanto per me, ma ripeto ancora una volta, per chi mi dà una mano, per gli sponsor, per quelli che mi danno una mano per fare, io metto tutto l'impegno possibile, e quest'anno è andata bene, ecco, c'è tanti corridori. A fianco dell'organizzazione della 13ª Pistoia Fiorano Modenese siamo qui proprio all'interno dei locali del Gallegani Piante, una ditta che quest'anno lega il proprio nome a fianco di questa importante manifestazione, una famiglia di appassionati di ciclismo che quest'anno è a fianco dell'OCIP nell'organizzazione di questa importante classica. Sì, effettivamente con l'OCIP siamo sempre stati in buoni rapporti, Romano Giannoni per noi è una persona onesta, una persona che risponde sempre alle nostre piccole esigenze. Che dire, noi per quanto riguarda il lavoro, questa è la nostra azienda, per quanto riguarda lo sport, insomma, così in casa c'è sempre stata la passione
per il ciclismo e di conseguenza ci si trova così. La nostra è una famiglia che in casa, parlando di ciclismo, ci si diverte, insomma, ecco, non è che ci rimanga, non è difficile per noi, il ciclismo l'abbiamo un po' nel sangue da sempre, siamo sempre stati appassionati fin da ragazzi e così senza volere ci si trova anche a ospitare qualche piccola manifestazione come sarebbe questa che si sta preparando ora, ecco, per mercoledì prossimo. Entriamo un po' nel merito della vostra attività. Galligani Piante di cosa si occupa in particolare? La nostra è un'azienda familiare dove io, mio fratello, i miei figli, tutta la famiglia, insomma, dalle mogli ai mariti siamo tutti addetti a questa produzione. Ci si occupa più che altro della produzione tradizionale pistoiese, la coltivazione in piena terra, il passaggio in vaso di questa produzione. Ora, specialmente con gli anni che si passa quasi tutto in vaso. Normalmente è quello che si produce a Pistoia, ecco, le piante di Pistoia, non è che si facciano cose particolari. Alfredo Martini è la memoria storica del ciclismo toscano, ed allora come non pensare che questa classica da Pistoia a Fiorano Modenese è nata nel ricordo di una grande impresa fatta da un ragazzo di 20 anni, e hanno proprio 20 anni i ragazzi che correranno qui il 2 giugno questa importante classica che sta con tutti in un Giro d'Italia e sulle salite dell'Appennino piombò a Modena in solitaria. Sì, è facile, pensando a questa corsa del 2 giugno dal Bottegone a Fiorano Modenese, riandare con la mente agli anni 40, quando Fausto Coppi sta con tutti e giunse a Modena da solo e poi vinse anche quel Giro d'Italia. Ma io mi sento di ringraziare gli organizzatori anche perché con questa corsa vogliono ricordare anche Franco Ballerini, che ci ha lasciato drammaticamente dopo aver dato alla famiglia del ciclismo tante soddisfazioni. Penso che questa famiglia che dà mano agli organizzatori, la famiglia Galligani, che hanno l'industria delle piante, insomma occorre ringraziarla per quello che da qualche anno stanno facendo in favore di una corsa che penso sia fra le più belle dell'annata. Siamo quasi a metà stagione, con corridori ben preparati, quindi penso che anche la manifestazione ne godrà di questo impegno da parte dei corridori che vorranno mettersi in luce proprio in una prova che richiama al passato le gesta di Fausto Coppi. Durante il tuo intervento ho colto un parallelo tra il lavoro, inteso come lavoro qui sulle zone di Pistoia della famiglia Galligani, e l'impegno che invece i ragazzi devono mettere nell'affrontare le grandi salite del ciclismo. Un impegno diverso, ma che è legato da una grande passione qui per una cultura, quella del vivaio, che qui a Pistoia è molto diffusa, e dall'altra parte una passione per il ciclismo che spinge molti giovani a fare grandi sacrifici. Si possono definire esempi. Un esempio dato da questa famiglia che è riuscita attraverso il lavoro, un lavoro faticoso, un lavoro per il quale ci vogliono tante capacità, a creare un'azienda come questa, e quindi è un grosso esempio per chi lavora. E poi da parte dello sport, da parte dei ragazzi che si impegnano in una corsa come questa, che attraversa l'Appennino, insomma, con salite, si impegnano per cercare di mettersi in luce in un ciclismo che non appartiene, come abbiamo detto anche prima, ai giochi, ma a esercizi molto difficili, quindi altrettanto
esempio anche questo. La 13ª edizione della Pistoia Fiorano Modenese è un orgoglio del calendario ciclistico toscano. Siamo con il vicepresidente del comitato regionale Giacomo Bacci. Davvero una bella corsa, una classica che si sta avviando anno dopo anno a conquistare un posto di prestigio all'interno del calendario. Sì, proprio così, come ho avuto occasione di dirlo prima, sicuramente una classica di metà stagione che quindi vedendo l'Albo d'Oro riesce a attribuire a questi una manifestazione che ha dato sicuramente dei risultati importanti a questi ragazzi che poi sono passati nella categoria superiore. Quindi io credo che un orgoglio soprattutto per la Regione di poter mantenere queste manifestazioni, ma soprattutto grazie alla collaborazione di tutti, allo sforzo di tutti, perché in un momento così particolare riuscire a mantenere queste manifestazioni credo che sia veramente da ringraziarli vivamente. Una classica che parte da Pistoia ed arriva a Fiorano Modenese, da allora come non chiamare in causa l'assessore allo sport di Fiorano Modenese, Marco Busani. Una grande classica, un grande onore avere questo arrivo importante. Come ha ricordato in precedenza, il 2 giugno a Fiorano sarà una vera e propria festa del ciclismo. Sì, inizieremo già dalla mattina con una serie di gare per i settori giovanili, aspettando l'arrivo di questi campioni in erba per quello che si preannuncia essere un traguardo molto interessante. Noi sosteniamo il movimento grazie all'impegno della società ciclistica di Giulio Montanari qui al mio fianco, che da tanti anni si impegna. Credo che sia fondamentale da parte delle amministrazioni locali sostenere uno sport come il ciclismo, che come è stato ricordato anche da Martini è scuola di vita oltre che scuola di sport. Noi lo facciamo per quello che sono le nostre possibilità, anche usufruendo dell'aiuto di tanti volontari e di una serie di sponsor che oggi più che mai risultano veramente fondamentali. Bene, lo ha ricordato l'assessore, allora passiamo a parlare con Giulio Montanari del gruppo sportivo Spezzano Castelvetro, che collabora con l'OCIP per l'organizzazione della 13ª Pistoia Fiorano Modenese. Allora, ci siamo, tra pochi giorni questa classica che collega queste due regioni che sono un po' al centro del movimento ciclistico nazionale, dalla Toscana all'Emilia Romagna. Ma direi che ormai siamo addirittura d'arrivo, è tutto pronto. Mancano le ultimissime cose che si montano all'ultimo, il giorno prima, ma cosa è successo? Praticamente è successo che io avevo un sogno nel cassetto, sono appassionato di ciclismo da tanto tempo, avevo un sogno nel cassetto da anni fa, fare a Fiorano, un paese dove il ciclismo fino a qualche anno fa non era molto praticato, avevo un sogno nel cassetto che era una giornata intera dedicata al ciclismo. Siccome abbiamo una squadra di esordienti e allievi, poi si è incontrato casualmente parlando con varie persone questa opportunità di fare questa bella manifestazione da Pistoia a Fiorano. Con l'amico Romano ci è messo in movimento, la famiglia Mussini ha dato un sostanzioso contributo perché ci mette a disposizione l'azienda quel giorno lì e anche risorse economiche. Di conseguenza io sono 13 anni che vivo, questo è il 13° anno che vivo questo sogno che avevo anni e anni fa di fare un giorno intero a Fiorano dedicato al ciclismo. Per me è tanto lavoro ma un'immensa soddisfazione e soprattutto lo è per i ragazzi che al mattino, aspettando l'arrivo dei dilettanti, esordienti e allievo, vengono tutti gli anni numerosissimi a questa manifestazione che, ne dico, per me era un sogno e è diventata realtà. Domizio Spadi in rappresentanza del Comitato Provinciale di Pistoia per presentare questa importante classica che parte da Pistoia, attraversa l'Appennino ed arriva a Fiorano Modenese. Un grande pregio quello degli organizzatori che hanno saputo coniugare queste due grandi regioni ciclistiche. Per Pistoia è un onore. Sì, per Pistoia è sicuramente un onore anche avere un organizzatore così che tutti gli anni si impegna a fare questa manifestazione a carattere nazionale, non ce lo scordiamo, che è una manifestazione con un inedito percorso che da anno è stato modificato
per problemi forse di durezza nei precedenti, ma comunque credo che gli amici di Fiorano, sia l'organizzatore sia anche tutti gli sponsor siano contenti di questa manifestazione, perché è un vanto per Pistoia stesso avere questi organizzatori che fanno queste gare. Ed il valore di questa manifestazione lo conferma, basta guardare solo gli ultimi 2 anni dell'Albo d'Oro, Leonardo Pilizzotto, Filippo Baggio, 2 ragazzi che adesso sono professionisti. Sì, leggevo gli ordini d'arrivo anche dei precedenti, i più sono ancora professionisti, gli ultimi 2 anni poi hanno fatto sicuramente la differenza. Sicuramente questa è una gara che vuol vedere in faccia gli atleti, vuol vedere in faccia i valori veri del corridore stesso, perché anche col percorso più modificato si dice che è più facile, ma non è facile, il percorso è impegnativo, ci vuole carattere, ci vuole determinazione, ci vuole forza e volontà per arrivare ad essere protagonista e vincitore alla Fiorano Modenese. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.